Caro vita, non autosufficienza, sanità, il futuro è nero su questi temi per gli anziani e così i pensionati veneti scendono in piazza a Padova per protestare contro la manovra del governo Meloni. Alle banche restituiscono i soldi e ai pensionati e alle pensionate mai. E poi il potere d'acquisto delle pensioni in continuo calo. Le elaborazioni della CGIL dicono che un ultra 65enne veneto che vive solo nel 2021 ha speso in media 1.478 euro al mese, nel 2023 l'esborso è salito di 185 euro al mese. Il futuro della sanità preoccupa molto. Siamo preoccupati perché non c'è nessun provvedimento e nessuna risposta non solo per i pensionati e le pensionate, ma per i lavoratori e le lavoratrici e anche le giovani generazioni, a partire dalla salvaguardia del potere d'acquisto che per i pensionati purtroppo non c'è. La sanità pubblica, al di là di quello che viene decantato rispetto al Veneto, noi abbiamo un impoverimento di tutta la filiera socio-assistenziale. Il numero di chi ha più di 65 anni continua a crescere. In Veneto sono quasi 1.170.000 persone, con Padova prima provincia, poi Venezia, Verona e Treviso, quasi 294.000. I veneti con più di 75 anni che vivono da soli, più di tutti a Venezia e poi Treviso, Padova e Verona, per non parlare del fisco. Prendiamo due lavoratori che hanno un lavoro diverso, lavoro autonomo con la flat tax paga il 15%, lo stesso lavoratore dipendente o pensionato paga il 43%. Questo noi crediamo che non sia giustizia sociale.